Chi condividerà la mia progettualità sarà ben accetto. Ovviamente io presenterò una progettualità molto dettagliata in maniera tale che poi non ci siano divagazioni sul tema o cattive interpretazioni della lingua italiana. Per cui quando vedrete il programma capirete che chi si candida con me sa benissimo, fra virgolette, di che morte muore. Pronti alla battaglia per la regione, Luca Zaia lancia da H-Farm la sua campagna per le elezioni di maggio. Una campagna di scelta e non di voto, cose da prima repubblica, spiega il governatore uscente. Mentre Zaia prepara la sua corsa, nel Bellunese c'è invece chi ha scelto Tosi. Dalla senatrice Raffaella Bellot al vicepresidente del Consiglio regionale Matteo Toscani, che nelle prossime ore illustrerà al direttivo provinciale del Carroccio la sua posizione dopo la creazione del gruppo Impegno Veneto. Al direttivo non parteciperà il segretario commissariato Leonardo Colle, che da tempo invoca l'espulsione. Anche oggi dalla sua pagina Facebook ha più volte criticato l'operato di Matteo Salvini, invocando per sé la cacciata dal partito, lanciando anche l'hashtag Non sono felpetta nera. La sua richiesta però anche oggi è caduta nel vuoto e così potrebbe succedere anche nei prossimi giorni, come anticipa il commissario della segreteria bellunese Giampaolo Dozzo. Chi richiede la tessera, e chi vuole lasciare la Lega può lasciarla benissimo senza nessuna espulsione, non è il mio compito. Il mio compito è di unire il movimento. Non ci sono questioni di martiri, è questioni di coerenza. Già Colle è già uscito una volta dalla Lega, può uscire benissimo per la seconda volta.